Allora, eccoci in studio. Oggi la nostra trasmissione si occupa di sanità, un tema che trattiamo spesso indirettamente e che onestamente posso dire che non è che siano cambiate molte cose rispetto a qualche tempo fa. Più o meno gli argomenti si ripetono quasi ossessivamente. Stiamo ancora a capire cosa succederà, cosa deciderà il Consiglio dei Ministri. A proposito, ieri è in programma la riunione del Consiglio dei Ministri, ma la Ministra Lorenzin non ha sottoposto ai colleghi il caso Calabria, che rimane ancora lì, sospeso. Il Presidente Oliverio si aspettava un'accelerazione che evidentemente non c'è stata, poi sapete si va verso le elezioni, quindi interagiscono una serie di altri fattori che vanno oltre anche allo specifico argomento della sanità. Però insomma, si aspetta di capire che cosa succede. Nel momento Lorenzin ha avuto modo di verificare, di leggere, di analizzare i due dossier, quello presentato dal governatore della Calabria Oliverio e quello dal commissario Scura. Si è fatta un'idea di come vanno le cose e quando è venuta a Rossano in occasione di un convegno sul futuro della sanità, dove non è stato invitato, questa è una parentesi, il Presidente della Regione, ma dice ma non era come dire, non era al centro dell'argomento un incontro con il Presidente Oliverio, però figura istituzionale, insomma, parla del futuro della Calabria, forse Oliverio doveva esserci, comunque non c'era, ma Lorenzin ai microfoni, avete sentito anche i nostri telegiornali, ha detto a un certo punto non ci sono le condizioni per andare oltre il commissariamento in Calabria, punto e a capo. Oliverio invece a noi ha risposto dicendo siamo contenti perché Lorenzin ha recepito quelle che sono le nostre rimostranze, cioè che il sistema non funziona, che ci sono troppi debiti, che c'è il blocco del turnover, noi vogliamo rinegoziare il debito, insomma superare questa fase. Tutto demandato al Consiglio dei Ministri. Consiglio dei Ministri, nessuna novità, nessuna parola in più aggiunta, siamo punto e a capo. Eugenio Corcione, punto e a capo significa, che significa? Ma guardi, la situazione è sicuramente in una situazione di stallo da questo punto di vista. La verità qual è però? Che in 6-7 anni, forse più, di piano di rientro, di commissariamento, non abbiamo fatto passi avanti. No, anzi. Non abbiamo fatto passi avanti, ma soprattutto la cosa più critica che secondo me va detta, che si sono succeduti più di un commissario, alcuni sono a memoria almeno tre, perché c'è stato Scopelliti in quanto commissario, prima abbiamo avuto il periodo di Pezzi, che era un subcommissario che è rientrato come commissario a tutti gli effetti, e poi Scura. Bene, a me non pare che si siano realmente individuati e affrontati le problematiche che ci hanno portato nel piano di rientro, che ci hanno portato in questa difficoltà. Cioè non si sono affrontati i veri nodi, perché costano cari in senso di voti, di consenso spicciolo, di consenso di poco, perché non si investe nel futuro, si investe nel risultato a 3 mesi, a 6 mesi, addirittura ad un giorno, per cui spesso siamo sempre in campagna elettorale e la sanità è vista purtroppo in quanto fabbrica di voti e non fabbrica di salute. Questo è il dato in Calabria che noi riscontriamo e devo dire con molto rincrescimento che i commissari, qualcuno ha solo tentato di affrontare i problemi nodali, ma ovviamente non ha avuto nessun riscontro, non è andato avanti nel trovare questi nodi. Ora, a me interessa e appassiona ben poco il problema se la sanità viene gestita da un commissario di governo piuttosto che dal presidente eletto dai cittadini, ancorché sempre commissario di governo, perché attenzione, comunque sarebbe un commissario di governo e risponderebbe in quanto commissario di governo. Non appassiona affatto. Vorrei capire, giudicando dai fatti, cioè dalle cose che si fanno, se queste cose che si fanno intervengono nel bloccare il degrado, nel bloccare la situazione in cui ci veniamo a trovare. Non mi pare che questo sia stato fatto, se non quello di tentare
e nemmeno riuscendoci in maniera egregia nel affrontare le problematiche ragionieristiche del bilancio, senza capire che se non si affrontano le problematiche strutturali e non si taglia il più possibile il legame con il consenso spicciolo, cioè con la clientela violenta che esiste nella realtà quotidiana, noi non arriveremo da nessuna parte, non andremo da nessuna parte. Andiamo con esempi concreti. Andiamo, per esempio, questa situazione legata al blocco del turnover. Sappiamo tutti che nelle strutture ospedaliere calabresi c'è bisogno di personale. Leggevo l'altro giorno una relazione nella quale si evince che mancherebbero addirittura 4.500 unità in Calabria, tra medici, personale OS, personale infermieristico, e che con il turnover, che con i concorsi banditi non si arriverebbe nemmeno alla metà. È così? No. Nel senso che la problematica non si risolve non affrontando le problematiche che abbiamo. Sì, ho capito, ma se non c'è il personale non puoi aprire i reparti. No, no. Come no? No, un attimo. Non è possibile non chiarire il dissidio che c'è stato, come sapete, delle dimissioni e la fuoriuscita di, anche perché poi nel caso specifico è stato anche promosso di Urbani, che faceva bene i conti e diceva: ma com'è che però io pago il personale e poi non ce l'ho nei reparti? Come mai? Perché? Perché questo problema non viene affrontato? Questo è il problema strutturale della nostra realtà, e di questo non mi pare che ci sia un'inversione di tendenza. Io vorrei fare una scommessa. Vediamo tutte le persone assunte in un certo reparto dove sono andate a finire, e se per caso personale nobile e preziosissimo nella realtà, per esempio gli infermieri, nobile e preziosissimo, se dopo un anno lavora nel posto dove è stato assunto. Ecco, andiamo a guardare, andiamo a verificare questo e rendiamoci conto. Allora, se non si affronta questo problema... Vabbè, ma tutti ne hanno parlato, ma nessuno mai... Prego? Tutti ne hanno parlato, ma nessuno mai ne ha messo mano. Appunto, e questo dico, ecco perché quindi a me non mi appassiona se lo fa Tizio o lo fa Caio il commissario, mi appassiona molto se mi fa vedere risultati su questi punti. Invece non è finito il tempo che si può assumere a prescindere da dove va a finire questo personale. Questo è il dato, e di questo ci dobbiamo rendere conto. I famosi compiti a casa, di questo si tratta, di ripulire quello che abbiamo sotto il tappeto, e ce n'è tantissimo sotto il tappeto. Questo è il dato, e non possiamo aspettare che le persone, tra virgolette, diciamo, come si chiamano, imboscati, li dobbiamo tenere tali fino alle pensioni. Questo è un discorso che non è accettabile. Non è accettabile, oppure è accettabile avere la sanità che ci troviamo, perché i soldi sono finiti e non è possibile tenerli gli imboscati e poi assumere gli altri, a prescindere che anche questi ultimi, alla fine, alla prima occasione utile, scappano dal lavoro, dalla situazione reale. Questo è il dato, questa è la cosa che noi riscontriamo. Quindi non è possibile fare realmente un'analisi della situazione personale negli ospedali se persiste una condizione di questo tipo. Il problema che ci sta dietro, queste difficoltà, dipende da questo, perché i conti non tornano. E allora com'è il problema? Il personale non c'è, il personale che lavora nei posti dove si lavora c'è pochissimo personale, non poco, pochissimo. Dove si lavora? Nei posti dove non si lavora ce n'è tantissimo, tanto che non ci sono le sedie per sedersi. Questo è il dato. E di questo ne vogliamo rendere conto. I conti, quelli sono. E la cassa, una è. Allora il dato di riferimento dobbiamo arrivare a un dunque, ci dobbiamo sedere intorno a un tavolo e prendere decisioni scomode. Non credo assolutamente che verranno prese nelle prossime settimane sotto elezione, non ci pensate proprio, chiunque governi, chiunque sia il commissario, chiunque sia il presidente. Ma di questo parliamo, e questa è la problematica che ci troviamo di fronte, cioè i rubinetti li abbiamo chiusi o no? Qualche volta per accontentare, abbiamo purtroppo chiuso quel poco di assistenza che facevamo con alcuni ospedali. Per carità, ospedali spesso, voglio dire, discutibili dal punto di vista dell'efficienza, dell'efficacia e di quant'altro, ma che comunque un minimo di assistenza davano, un minimo di filtro lo facevano. Bene, abbiamo chiuso quelli, ma il personale dove è andato a finire? Che fa? Allora, rendiamoci conto, affrontiamo le problematiche. Se qualcuno dovesse tentare questo tipo di approccio, secondo me troverà, dopo i primi tempi, vero consenso, perché ci sarà nell'efficienza dei risultati, cioè nella macchina organizzativa che comincerà a funzionare, perché altrimenti le cose non le vedo
Ma voi come ordine un'idea? E certo che l'abbiamo fatto, l'abbiamo detto in tutte le maniere, perché io vedo grande sofferenza da parte degli operatori sanitari, medici e paramedici, nei posti dove veramente si lavora, dove i carichi di lavoro sono infernali. E i numeri di quelli che sono trovati un posticino al sole ce l'avete? Sono numerosi, perché tra l'altro deve sapere che non è una questione, i numeri li ha declinati, qualcuno aveva tentato di correggere, perché dobbiamo dire un'altra cosa, no? Per capire come si deve affrontare la discussione. Nelle regole di ingaggio del commissario di governo, fosse il Presidente eletto piuttosto che individuato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle regole di ingaggio c'è qualche cosa di specifico e dice di uniformare la legislazione regionale a quella nazionale. Bene, non mi pare che questa cosa sia stata fatta laddove andava fatta ai fini che dicevo prima di scoraggiare l'imboscamento. Non è stato fatto, noi abbiamo delle specifiche norme che consentono questa cosa e nessuno affronta. Aveva cominciato a parlarne Pezzi, ma ovviamente Pezzi è il precedente commissario, che ovviamente aveva capito, aveva individuato il problema. Devo dire che questo è un problema vecchissimo, ovviamente, da quando noi abbiamo avuto un commissario senza averlo addirittura quasi 20 anni fa. Noi abbiamo avuto un assessore che era di fatto un commissario, che si è trovato, non si capisce manco chi è, nessuno se lo ricorda, Rossi. Rossi fece per pochissime settimane, fu assessore. Con Chiara Vallotti. Con Chiara Vallotti, quando Chiara Vallotti fece quella giunta tutta agli esterni. Lasciamo stare il contesto politico, non voglio affrontare, ma lui fece... Veniva dall'IDI, se non... Lui sì, lui era un direttore amministrativo, lui individuò la problematica, studiò il problema e fece alcune delibere. Fece alcune delibere che ovviamente l'hanno fatto letteralmente scappare. Quelle delibere, se avessimo attuato, non approvato quelle delibere, oggi non ci saremmo trovati. Né in piano di rientro né quant'altro. Non ci vuole molto per scoprire quali sono i metodi per gestire la cosa. Certo bisogna interrompere il legame politico. Io ricordo quando decise poi di rassegnare le dimissioni, fece un'intervista e mi disse: me ne vado alla Calabria perché non posso continuare a lavorare, non ci sono le condizioni. E allora, siccome voglio continuare a vivere, me ne vado. Ecco, disse proprio queste testuali parole. Appunto. Francesco Zinno, che è il direttore del centro trasfusionale di Cosenza, è tornato in Calabria dopo un po' di tempo. Dopo quanto? Tra università e lavoro dopo 30 anni, quindi molti anni. Se immaginava così questa realtà in Calabria? Devo dire che le parole del Presidente mi stanno mettendo un po' d'angoscia, nel senso che, come discutevamo chiacchierando prima, non ho la contezza ancora, io sono qui da un anno, non ho ancora, come dire, questi aspetti ben chiari. Sicuramente quello che dice il Presidente... Ma a pelle qualcosa la percepite? Ma io in questo momento sono ancora nella luna di miele, diciamo così. Tutto bene? No, tutto bene no, stiamo facendo dei grossi sacrifici, la carenza di personale ce l'abbiamo, è abbastanza evidente che non c'è una distribuzione adeguata per quanto riguarda il personale, appunto. Ci sono aree, non tanto nell'ospedale di Cosenza, che, come diceva il Presidente, è un luogo dove si lavora tanto, quindi la carenza si sente. Principalmente sul territorio c'è una distribuzione non equa, quindi questo è abbastanza evidente. I miei collaboratori fanno spesso doppi e tripli turni, è chiaro che spesso lo fanno sull'onda della luna di miele comune, è altrettanto evidente che chiaramente le problematiche ci sono. Lavorare così è pesante, tuttavia, ripeto, noi ancora viviamo di un entusiasmo appena... Di quanti uomini in più avrebbe bisogno, per esempio? Tra medici, tecnici, infermieri, almeno di 10 persone in più. 10 persone? Sì. Ha chiesto all'amministrazione? Ho chiesto all'amministrazione, devo dire che forse sempre per quest'ottica della new entry, l'amministrazione, per quello che mi riguarda, per quello che riguarda il mio servizio, sta facendo molto. Abbiamo avuto del personale, altro ne avremo, certamente proprio nell'ottica del piano di rientro si fa quello che si può, diciamo così. Quindi in questo senso, e proprio per questo io ancora non mi rendo conto di quelle che sono le problematiche. Aggiungo che io provengo dal Lazio, quindi una regione che non sta molto meglio della Calabria. No, direi proprio di no, però è uscita dal piano di rientro. È uscita dal piano di rientro con grandi sacrifici, considerando poi... Aggiungo un'altra cosa, che il Lazio è una regione di immigrazione sanitaria per alcuni aspetti, quindi questo sicuramente aiuta la fuoriuscita. Le casse. Appunto. È quello che forse in qualche modo dobbiamo
fare tutti insieme e uscire un pochettino anche dal fatalismo, no? Perché un po' di fatalismo noi ce l'abbiamo. Però abbiamo un'immigrazione passiva che è di 320 milioni di euro, signori, scusate. Assolutamente, ma noi se non ci rimbocchiamo le maniche assieme a tutti quelli che sono chiamati a decidere sarà sempre peggio. Uno dei nostri impegni, mio e dei miei collaboratori, è proprio quello di offrire delle opzioni, delle opportunità tali da ridurre nei limiti del possibile questa emigrazione. È chiaro che la singola unità operativa non ce la potrà mai fare. Se io ho scelto di tornare qui è proprio perché la mia visione è questa. È chiaro che non voglio nemmeno lottare contro i mulini al vento perché sprecherei del tempo. E tuttavia, insomma, questo lieve fatalismo, e dico lieve per essere come dire, ottimista, dobbiamo in qualche modo sfatarlo. Io ho avuto più volte, non dico degli scontri, delle chiacchierate impegnative con i colleghi della mia area a livello regionale, insistendo che spesso per alcuni di noi il piano di rientro è stato anche un alibi. Questo lo devo sottolineare. Ripeto, sempre con questo spirito naif, forse, che in questo momento ancora mi contraddistingue. Però se noi siamo chiamati a fare i manager, io sono stato chiamato a fare il direttore, sicuramente medico, ma anche il manager del mio reparto. Deve far quadrare i conti. Assolutamente. I conti, l'appropriatezza non è tagliare, l'appropriatezza è fare le cose. Ma far quadrare i conti si sposa con la missione che ha una struttura sanitaria? Guardi, poi deve erogare servizi di qualità immediatamente, cioè nei tempi giusti. Cioè, guardi, le faccio un esempio diretto. Un esempio diretto dove certamente ancora non siamo riusciti a far quadrare i conti, ma stiamo cercando di offrire un servizio pronto, un servizio come dire, che farà quadrare anche i conti. Abbiamo attivato da ormai 4-5 mesi il cosiddetto ambulatorio trasfusionale. Quando io sono arrivato, io mi sono insediato il 1° di gennaio dello scorso anno, nel senso che il 1° di gennaio ero nella mia stanza, e ho visto che al pronto soccorso si effettuavano circa 1500 trasfusioni all'anno. Il pronto soccorso non è un luogo dove le trasfusioni si effettuano in urgenza. E questo che cosa portava? Portava a far sì che questi pazienti, per fare una sacca di sangue, passassero 2 o 3 giorni all'interno del pronto soccorso, sovraccaricassero il pronto soccorso e quant'altro. Alla luce di questo, uno dei primi obiettivi è stato proprio quello di aprire questo ambulatorio. Certo, l'abbiamo fatto con grossi sacrifici, io personalmente ho gestito per i primi mesi. Oggi non solo offriamo un servizio, ma l'azienda è rientrata in pochi mesi di circa 400.000 euro, che come servizi al pronto soccorso venivano, come dire, non remunerati in maniera adeguata. Certo, bisogna rimboccarsi le maniche in alcuni aspetti. Lei ieri ha mandato in circuito un WhatsApp in cui diceva aiutateci perché abbiamo bisogno di sangue. Sì. Siamo così messi male? Allora, noi in Calabria abbiamo un problema. In Calabria, in quasi tutta Italia, ma soprattutto in Calabria, abbiamo un problema che dal punto di vista numerico abbiamo quella che si può definire autosufficienza, nel senso che all'incirca raccogliamo 70.000 unità e 70.000 circa ne utilizziamo. L'autosufficienza per quanto riguarda la trasfusione non è però solo numerica. L'autosufficienza la si garantisce se in maniera continuativa riusciamo a sopperire alle richieste. Lei consideri che in un ospedale come quello di Cosenza si fanno all'incirca 60-70 trasfusioni al giorno, quindi per poter garantire questo dobbiamo fare 60-70 donatori al giorno. Questo non avviene purtroppo, ci sono dei momenti nei quali le donazioni sono particolarmente abbondanti, dei periodi nei quali a stento riusciamo a raggiungere i 10 donatori. Parlo di aree come tutta la provincia di Cosenza, considerando poi che il sangue non è un farmaco che acquisisco, lo metto in frigorifero e lo utilizzo quando mi serve, ha una durata, biologicamente un'unità raccolta dura 42 giorni, senza considerare che ci sono pazienti che hanno necessità di emocomponenti particolarmente, passatemi il termine, freschi. Facciamo l'esempio di un neonato prematuro o immaturo. Al neonato prematuro o immaturo che è nato da 3 giorni non posso certo dare dei globuli rossi che hanno 20 giorni, dovrò dargli del sangue che è più o meno della sua età. Così come i pazienti, per esempio, talassemici hanno necessità di sacche di sangue che non abbiano più di una settimana. Quindi dopo 40 giorni il sangue non può essere più utilizzato. Va buttato. Diciamo che sfortunatamente o fortunatamente non arriviamo mai, visto le esigenze, a farlo durare tanto. Il sangue, quindi, facciamo l'esempio di quando c'è stato il terremoto un paio di anni fa. È stato necessario bloccare le donazioni, proprio perché
le scorte non sarebbero durate particolarmente a lungo. Quindi quello che ci serve per la vera autosufficienza è la costanza della donazione. Quindi voi bloccate quando arrivate al... Diciamo che oggi purtroppo, ripeto, non arriviamo mai al numero tale da poter bloccare. Nei 42 giorni queste sacche le trasformiamo sempre. C'è una banca regionale? Allora, l'organizzazione regionale è in parte attuata, in parte tronca. Nel 2014 è stato fatto un decreto del Presidente della Giunta regionale che riorganizzava il servizio trasfusionale. E qui c'è un grosso problema, questo è il vero problema che io ho trovato dal mio punto di vista. Questa organizzazione prevedeva la costituzione di 3 dipartimenti trasfusionali. Uno, l'area nord, con sede principale a Cosenza, l'area centro con sede a Catanzaro e l'area sud con sede a Reggio Calabria. Con la cosiddetta validazione, l'esecuzione degli esami che si fanno sulle sacche a Catanzaro. Questo è un altro punto latente. Allora, per quanto riguarda la prima parte, cioè la centralizzazione delle attività di lavorazione e di redistribuzione, devo dire che a marzo del 2017 siamo partiti in maniera definitiva, quindi tutte le sacche della provincia, almeno di Cosenza, arrivano a Cosenza, vengono lavorate e redistribuite. Il problema grosso è quello che è rappresentato dalla cosiddetta compensazione. Esiste un'entità regionale che è il Centro Regionale Sangue, e qui devo essere necessariamente non polemico ma devo essere fermo su quello che dico. Il Centro Regionale Sangue ha fra i vari compiti quello di organizzare e anche di compensare le risorse regionali. Consideriamo che a Catanzaro il numero di donazioni è molto più alto e questa compensazione, che non significa se ho una sacca in più te la cedo, significa che sul territorio regionale deve esserci un'equa distribuzione di tutta quella che è la raccolta. Questo purtroppo allo stato attuale, devo sottolinearlo con fermezza, non avviene. No, non avviene. Ognuno si tiene... Ognuno si tiene il suo, ma dico che i pazienti... Cioè, il paziente di Melito Portosalvo ha le stesse caratteristiche e gli stessi diritti del paziente di Tortora, quindi questa è la cosa sulla quale io veramente giornalmente sto discutendo in maniera ferma, ed è una cosa che quest'estate noi ci siamo trovati in drammatiche difficoltà. Per ovviare, ma sarà semplicemente un palliativo, a breve acquisiremo uno strumento che ci permetterà di congelare questi globuli rossi, che permetterà di tenerli in vita per 10 anni a fronte dei 42 giorni. Però chiaramente non è la soluzione. Cioè, roba che altrove c'è già da un po' di tempo. C'è già da un po' di tempo, sì, c'è già da un po' di tempo. Devo dire, sempre... ma diciamo abbiamo qualche privilegio come innovatori, però in questo ambito già da un po' di tempo questa possibilità esiste tra l'altro per costituire le cosiddette banche dei gruppi rari. Noi siamo molto indietro, nel senso che andremo a costituire una banca del sangue congelato full stop, però a questo punto io non mi... Guardi, il primo atto che ho dovuto fare lo scorso anno appena insediato, e questo mi ha fatto molto vacillare nella scelta, è stato quello di chiudere le sale operatorie. Io per mancanza di sangue, io quest'anno non intendo proprio minimamente ritrovarmi in questa condizione, perché veramente sarebbe, non dico un fallimento, ma sarebbe una grossa amarezza. Ne parliamo tra un attimo. Ha preso appunti, Presidente, no? 10 persone in meno, poi facciamo il conto di quante ce ne occorrono e dove si vanno a reperire queste persone che mancano, perché per far funzionare un sistema, perché poi i problemi della sanità sono questi, sono quelli quotidiani, quelli da dare, come dire, risposta al paziente. Mica possiamo aspettare che ci sia questa organizzazione macchinosa di quello che c'è, quello che non c'è, io ho il sangue mio, lo tengo io, tu il tuo, tengo il tuo. Ma che discorso è questo? Ma è una visione regionale, c'è o non c'è? No. Perché mi pare che neanche nella sanità ci sia, no. Anzi forse principalmente nella sanità non c'è. Poi abbiamo... Dando la pubblicità, ci vediamo tra un attimo. Allora, torniamo in studio, che poi questa storia del commissario lo faccio io, lo fai tu, questa storia di rinegoziamo i debiti, vediamo da fare, bisogna metterla insieme, bisogna capire, poi i concorsi. Alla fine però la macchina sanitaria bisogna metterla in moto tutte le mattine, certo. Bisogna garantire i servizi. E quello che diceva prima il direttore Zinno mi lascia senza parole, nel senso che
nessuno sa esattamente quello che deve fare e per quale motivo è lì e quali compiti e funzioni deve svolgere, perché poi di questo si tratta. Cioè il paziente aspetta, sta lì, dice allora che faccio? Vediamo, c'è la burocrazia, poi c'è quello, no, quello gestisce Catanzaro, poi l'altro pezzo lo gestisce Reggio, poi Cosenza ha un altro pezzettino di potere, ma di che cosa stiamo parlando? Ma infatti, voglio dire, il motore del sistema dovrebbe essere un Dipartimento della Sanità, va bene, che funzioni. Ora vorrei capire che cosa impedisce alla Giunta regionale, per suo conto al Presidente della Giunta, di nominare il dirigente che è vacante da tanto tempo. Non si capisce perché. Ogni volta si fanno bandi, sotto bandi, non c'è l'amico dell'amico, quindi bisogna allargare, ripetere. Non si capisce. Perché non si organizza come di dovere? Questo si potrebbe fare. Non è una questione di piano di rientro. Si organizza il centro da cui poi far discendere direttive adeguate. Questa è una responsabilità in capo alla Giunta, non è una responsabilità in capo a Gentiloni, al governo o a quant'altro. Questa è una responsabilità in capo assolutamente alla Giunta. Perché il Dipartimento Sanitario è totalmente inesistente? Totalmente inesistente, è vacante il posto. Perché non c'è un dirigente di ruolo che funzioni, che sia competente innanzitutto? E chi riassume la decisione? La Giunta regionale, il Presidente della Giunta, non Lorenzin e quant'altro. Questo è il dato di fatto. In mancanza di questa figura, chi decide? E niente, c'è un facente funzione che in qualche maniera sta lì, che non si capisce se si rimane o va via. Chiaramente, l'avete capito dall'intervento di prima, no? Penso che sono stato abbastanza chiaro. In sanità si deve avere certezza almeno per un medio periodo di tempo, perché non puoi giocare ad avere una tua da dirigente precarietà per poter affrontare problematiche così complesse. E qui è chiaro che con i facenti funzioni non si va lontani. Non si va lontani perché questo qui che fa? Vivrà il suo vivere quotidiano nella speranza che non diventi facente funzione ma diventi di ruolo. E così non si governa, così non si prendono le decisioni difficili. Questo in tutte le realtà. Allora, incominciamo dal Dipartimento, è una vecchia battaglia che ho fatto da più volte, anche da queste emittenti, più volte ho raccontato la storia di un assessorato, allora si chiamava assessorato, adesso non si capisce perché si chiama Dipartimento, come lo chiamate, chiamatelo, però di fatto è totalmente inesistente, totalmente inesistente. Quando dico inesistente non è ricco di competenze, quindi che non si riescono ad esprimere. E questo è il dato di riferimento. Come si può pensare che a questo punto questo Dipartimento, che è totalmente inesistente, che è latitante su tutto, poi dovrebbe dirigere la sanità? Per fare che cosa? Clientela? Se no non riesco a capire come potrebbe tradurla poi in competenze concrete. Io lì vorrei vedere dei concorsi, vorrei vedere delle assunzioni concrete. Ovviamente si parla di unità di persone, non di decine, ma di unità di persone che abbiano reali competenze e che portino e che abbiano dato prova di capacità organizzativa vera e che non debbano in qualche maniera candidarsi dopo 6 mesi. Questo mi pare evidente. È lì che è un punto nodale dove affrontare le problematiche, non dove rispondere sempre a telefono all'assessore di turno che deve rispondere. No, perché se si risponde sempre a telefono non si va da nessuna parte. Io con una battuta dicevo, a questa gente togliamogli proprio il telefono, perché mi pare assolutamente decisivo. Soltanto il telefono fisso che serve per gli incontri istituzionali e lavorare in quanto tale. Invece no, qua praticamente chiunque abbia ruolo in sanità vede bene che è disturbato, per non dire ossessionato dalla politica che telefona continuamente. Questo è un dato di fatto. Ma restituisce un'istantanea come cittadini. Ecco perché non possiamo pensare che la cosa la riusciamo a risolvere se nominiamo Tizio o nominiamo Caio. O ci diamo intorno a un tavolo delle direttive concrete sulle problematiche di fondo, e non sono solo quelle che ho detto, ce ne sono ben altre, che non è il problema, non vorrei che tutte le problematiche sono soltanto quella dell'imboscamento. Noi non riusciamo nemmeno a frenare altre emorragie finanziarie che abbiamo. Se noi non prendiamo lì, non riusciamo a fare una cosa che diventa decisiva. Però io voglio capire voglio capire una cosa. Ci è stato detto che per rientrare dal debito bisognava allora tagliare alcuni ospedali, chiudere, rivedere, farli diventare case della salute. Alla fine, intanto, tagliando, sono bravi tutti a recuperare le cose. Infatti lo dicevo prima. Cioè, voglio dire, che ci vuole? Io taglio i servizi, recupero soldini. Blocco il turnover, appunto. Però a danno dei cittadini.
che abbiamo chiuso questi ospedali. A danno del servizio e a danno del servizio. Ma io parlo dei cittadini, perché il cittadino va lì e si aspetta di essere, come dire, ascoltato e nello stesso tempo che la struttura gli metta a disposizione gli strumenti che ha per risolvere il suo problema. Invece non è così. Cioè questi ospedali di periferia che sono stati chiusi in tutta fretta, poi qualcuno al Consiglio di Stato lo riapre, poi l'altro lo riapre, poi vediamo se quello funziona, poi non funziona. Cioè, in tutto questo bailam che si è creato, naturalmente si è andato ad ingolfare l'ospedale dell'Annunziata, perché oggi vive una situazione di grandissima difficoltà. Se limitiamo il discorso alla provincia di Cosenza è così, ma non è, no, io parlo in tutta la Calabria. Non cambia diversamente per quanto riguarda Catanzaro e lo stesso Reggio. Qua il problema è che, mancando il motore programmatorio, la Regione, il Dipartimento, le soluzioni dei problemi, le alternative a quegli ospedali che c'erano, cioè, le diceva Casa della Salute, non è detto. No, non sono mai state non è detto nemmeno quello, non è detto nemmeno quello, ma quando in qualche maniera organizzare in maniera moderna la medicina del territorio, come così viene detta, in maniera moderna. I tentativi sono sporadici, spesso occasionali, spesso fughe in avanti, spesso non organiche su tutto il territorio, sperimentali il più delle volte. È chiaro che questa situazione non riesce. Ma perché? Perché non c'è nessuno che in qualche maniera decide in maniera organica su tutto il territorio, perché giustamente l'interlocutore, il collega di prima diceva deve essere uguale l'offerta di sangue a Melito Portosalvo o a Tortora, e anche l'offerta della medicina territoriale deve essere uguale a Melito Portosalvo e a Tortora. Non può essere spot la soluzione del problema. Bene, qui senza qualcuno che ha l'autorità e l'autorevolezza insieme di convocare le forze sindacali, di programmare una medicina territoriale efficiente ed efficace, senza pensare a grandi investimenti. Si tratta però di un problema organizzativo serio, in cui se fai un patto poi lo rispetti, cioè se fai un patto nel senso che devi organizzare alcune associazioni mediche che, come ben sanno i colleghi del territorio, ben conoscono e ben aspirerebbero ad avere, e poi si realizzano in questa maniera, soltanto con meccanismi occasionali, meccanismi sperimentali che durano poi anni. Si creano soltanto disparità territoriali che non producono efficienza, tutt'altro. Producono spesso un contenzioso difficile da digerire, che consente di andare avanti con difficoltà. Quindi il ragionamento è, da una parte cerchiamo di chiudere, cosa che non è stata fatta assolutamente, i rubinetti della spesa laddove questi ancora continuano a lasciare grande sangue per la strada, ecco, per riferirci, grandissima perdita di sangue. Non lasciamo sangue. Dopodiché io non ho l'ambizione di dire che non sarà possibile ottenere nulla se non si ristabilisce, se non si recupera una parola che oggi sembrerebbe una bestemmia, cioè quella degli investimenti, perché non è possibile in una realtà come la Calabria non fare investimenti in sanità per poter ottenere dei risultati, ovviamente dopo aver bloccato le perdite. Se noi assumiamo persone e li imboschiamo, è evidente che questa cosa non ci possiamo permettere. Sono finiti gli anni 70 in cui questo andava a consentire. Ecco, quindi questo è il dato e dobbiamo fare altro, perché non c'è solo la problematica del personale, ancora altro ne dobbiamo fare. Dobbiamo essere ordinati nelle ASL. C'è un'altra problematica, mi riferisco per esempio al fatto che andiamo a vedere, noi abbiamo una capacità nelle varie ASL, un contenzioso che è pauroso, contenzioso che costringe le ASL a pagare quasi sempre. Io non voglio pensare male, che si vogliono perdere le cause, probabilmente sarà anche così, probabilmente anche così. Però il problema è che anche lì, ma come fa un avvocato a difendersi bene se non gli sai manco le carte? Insomma, ci deve essere ordine, e chi lo deve controllare? La Regione ha chiesto il perché si perdono queste cause, si è opposto il problema, per quale motivo? E guardate che il contenzioso su ogni cosa c'è, non è una questione medico-legale, non c'entra niente la problematica professionale, no, sul contenzioso, sulle forniture, su ogni cosa. Allora vuol dire che anche questo è una fonte di sperpero di denaro. Io la chiamo vacca da mungere. Capito? Allora, se non mettiamo in ordine le cose, cioè se non dimostriamo di aver fatto i compiti a casa, e qui non c'entra il commissario, qua bisogna rimboccarsi le mani, noi non possiamo avere quelle possibilità di dover assolutamente
anno per anno ridurre quella vera cartina al tornasole che è l'emigrazione sanitaria. Ma per far questo dobbiamo dare noi efficienza, e per far questo dicevo, riduciamo, cioè blocchiamo i rubinetti aperti. Con quei soldi andiamo a fare degli investimenti che ci potrebbero consentire. Uso il condizionale, ci potrebbero consentire, perché se il contesto non cambia non riusciremo, perché assumere persone senza una motivazione e con il vincolo che rimangano lì dopo assunti, non che vengano imboscati immediatamente dopo. Bene, se non facciamo questo, noi non riusciremo mai a interrompere l'emigrazione sanitaria. Quindi blocchiamo il turnover e vincoliamolo a queste... Dobbiamo vincolarlo al fatto che quelli che vengono assunti non si possono spostare. Non si devono spostare, perché altrimenti se questo viene fatto vuol dire che non va bene da una parte, ma soprattutto andiamo a disboscare l'imboscato. Vediamo il direttore. Sicuramente il Presidente ha una visione molto più ampia rispetto a quella che ho io e sono d'accordo sulla stragrande maggioranza delle cose che ha detto. Tuttavia la mia esperienza mi porta a fare alcune considerazioni. Quando io sono arrivato ho trovato persone che lavoravano nell'unità operativa che dirigo da molti anni e quasi tutti avevano perso qualunque tipo di motivazione. Chiaramente partendo dalla base, io mi ritengo come dire, la base di questo processo, non ho avuto la bacchetta magica, noi abbiamo fatto moltissimo in un anno. La cosa che principalmente più di altre mi vanto, passatemi il termine di aver fatto, è quello di aver ridato motivazione ed entusiasmo. Adesso vi assicuro che seppur con grandi difficoltà i colleghi lavorano per due, quindi è chiaro che dal mio punto di vista... Scusi, ma come ha fatto? Perché, cioè, voglio dire... Bisognerebbe chiederlo a loro. Sicuramente ho portato come dire, una ventata probabilmente di entusiasmo. Cioè tutti demotivati? Erano veramente molto demotivati, erano almeno i miei collaboratori, anche perché poi bisogna sottolineare che il centro trasfusionale dell'ospedale di Cosenza proveniva da un periodo molto critico, anche dal punto di vista, come dire, professionale, oltre che umano e quant'altro, per una serie di vicissitudini che voi conoscete probabilmente meglio di me. Sì, molto bene. Quindi alla luce di questo, il fatto di avere una nuova guida, passatemi il termine, tutto sommato per gli standard italiani giovane, che come dire, si è rimboccato le maniche sul campo assieme a loro, probabilmente ha dato qualche stimolo. Io vi assicuro, ma il Presidente, che oltre che Presidente è un collega della stessa azienda, sa bene che adesso i colleghi sono contenti di lavorare in quell'ambito. In questo senso sono riuscito a trattenerli tutti. Stavamo parlando prima del rapporto col territorio. Allora, il rapporto col territorio è un rapporto da un certo punto di vista formale, perché nel momento nel quale è nato il Dipartimento Trasfusionale e Cosenza è diventata l'officina di lavorazione, tutte le unità raccolte, sia per quanto riguarda i centri trasfusionali di Paola, Castrovillari e Rossano, che devo dire anche loro con grandi sacrifici si sono resi disponibili a questa organizzazione, sia da parte delle associazioni arrivano da noi. Dopo aver fatto questa tipologia di raccolta, di lavorazione e quant'altro, avviene la distribuzione in funzione delle esigenze e il rapporto col territorio qui apre un altro fronte, che è quello un pochettino di cui si parlava prima, cioè la diatriba continua tra Hub e Spock. Cioè, che cosa significa questo? Significa che da un lato questa raccolta di sangue che avviene sul territorio avviene in maniera più o meno equilibrata. Il fabbisogno non è equilibrato perché l'ospedale dell'Annunziata è diventato veramente il polo dove arriva di tutto. E devo dire che ecco, questa è stata un'evidenza che ho raggiunto subito. Gli ospedali Spock, impossibilitati probabilmente per quanto riguarda, non lo so, personale, organizzazione, i casi più particolari che per quanto riguarda il mio ambito richiedono un maggiore impegno dal punto di vista trasfusionale non riescono a sopperire alle esigenze. Considerate che non più tardi di un mese fa, in 3 giorni, e vi assicuro che è una cosa stravolgente, ci siamo trovati a dover utilizzare 21 unità di globuli rossi di gruppo RH negativo, 0 RH negativo. Se facciamo un calcolo così empirico, considerando che il gruppo 0 negativo è presente nel 2% della popolazione, è come se avessimo trasfuso
in un weekend intorno a 1000 persone, come se ci fosse stato un cataclisma, un terremoto, un incidente ferroviario drammatico. Siamo riusciti a sopperire a questa emergenza, non certamente per la compensazione di cui parlavamo prima, ma per la sensibilità dei donatori che si sono attivati e per la sensibilità dei colleghi del territorio. Ecco, quindi al di là dell'organizzazione sicuramente faticosa e quant'altro, le urgenze le abbiamo gestite in questo modo. Certo non è il modo adeguato, e qui mi voglio rifare alle parole del Presidente, non è il modo adeguato quello di sopperire in emergenza. L'emergenza è tutti i giorni, nel senso che dobbiamo essere pronti sempre, riusciamo ad esserlo solo se siamo ben organizzati. L'organizzazione certamente di un'unità operativa è importante, ma è tutto il complesso che porta ad un'organizzazione. Chiedo al Presidente Corcioni, se dovesse dare un voto complessivo a tutto il sistema sanitario calabrese, che voto darebbe oggi? Complessivamente senza voto, cioè non è proprio possibile votarlo, perché non solo ci sarebbe l'insufficienza che è oggettiva delle cose, ma sarebbe addirittura irritante ed involtante. Chiamiamo la sindaca leghista. Io differenzierei molto fra alcune figure professionali e altre. Quelli che lavorano negli ospedali, gli infermieri innanzitutto, i medici, quasi tutti, quelli che lavorano a fianco del malato, quelli che lavorano in corsia, quelli che lavorano negli ambulatori, quelli che lavorano, insomma lì il voto alcune volte è sicuramente nettamente oltre la sufficienza, perché fanno una fatica incredibile, c'è un clima di disagio, si dice col termine inglese che non mi piace, burnout, ma proprio di disagio, che è terribile. Credetemi, io esco fuori da un giro accurato di tutta la provincia. Bene, ho trovato per quelli che lavorano un clima di disagio veramente che preoccupa, perché deve preoccupare, in quanto tutti potenzialmente possiamo essere dei pazienti, tutti possiamo essere bisognosi di cure, e quindi vedere operatori sanitari affogati di lavoro, questa è qualche cosa che deve veramente spaventare, deve veramente preoccupare, e dovremmo fare tutti gli sforzi. Ecco, e contemporaneamente vedere invece tantissima gente che in qualche maniera addirittura è costosa soltanto tenerla al lavoro, nel senso che magari è in appartamento, cioè, che non fa nulla. Non fa nulla, sì, ecco, non fa nulla. Questa cosa veramente stride e chiede vendetta. Ecco, allora ecco perché l'urgenza di dover assolutamente in fretta risolvere le problematiche non organizzative. Un dipartimento forte, dipartimento della sanità regionale forte, con grosse competenze, che si raffronti, che faccia il punto di riferimento con la periferia, nel senso... Un attimo solo, ha parlato prima degli operatori giustamente affogati, demotivati, che non ce la fanno i salti mortali, che meritano davvero tutta la nostra comprensione. Si immagini i pazienti come sono incazzati, scusatemi, fatemi passare il termine, i pazienti che sono lì attesi ore, e lì la miopia di chi organizza, la miopia di chi organizza e chi governa, è proprio lì. Non capire che di fatto il consenso si dovrebbe conquistare conquistando il consenso di quel paziente, non di quel cittadino che in qualche maniera, o di quel dipendente che in qualche maniera si vuole imboscare. Ecco, è lì il problema, che è la miopia della nostra politica. Come perché non fate qualcosa? Io dico che c'è un clientelismo sano che va incontro al cittadino e che dovrebbe in qualche maniera favorire risolvere questi problemi e non incancrenirli in quanto perché come ordine non fate qualcosa? Caspita, io penso che soltanto dicendo questo vorrei capire, cioè lo sforzo è veramente quotidiano sul risolvere, ma credetemi, c'è una assoluta muro di gomma, perché la formalità è mantenuta, la sostanza è assolutamente addirittura contraria, nella sostanza si fa esattamente l'opposto di quello che si deve fare. Medici che stiamo negli ospedali che fanno gli amministrativi. No, ci sono tante realtà di questo tipo, ma il problema è che non vedono inversione di tendenza, ed è questo il dato, se non con tentativi spot che non risolvono il problema. E ripeto, le verifiche, io ti assumo degli infermieri, non li posso trovare imboscati dopo meno di un anno, non è concepibile, non è accettabile. Non è proprio accettabile, è qualcosa di impossibile. Dice sì, ma esistono l'invalidità, le leggi, questo.
andiamolo a verificare come tale. Ci sono 1000 strumenti di governo del personale che può ridurre questo ma questo dovrebbero fare i direttori generali, qualche potrebbero fare i direttori generali, si tenta di farlo, però un aiuto da parte della regione non c'è, perché io non posso risolvere questi problemi e sentirmi la telefonata del direttore e di qualche altro che dice ma insomma quello è un amico e non possiamo perché lì poi come facciamo in quella città, chi ci dai? Cioè, questa è la realtà in cui viviamo, è inutile che se non risolviamo questi problemi non è Roma che ci risolverà i problemi, non è l'Italia, non è lo Stato, ce li dobbiamo risolvere noi questi problemi e questi problemi, dopodiché tutti insieme sì che dobbiamo chiedere investimenti, perché non è oggi non deve considerarsi una cattiva parola parlare di investimenti, è indispensabile fare investimenti. E quando parlo di investimenti, certamente investimenti sul personale, certamente investimenti tecnologici, ma il primo investimento è quello organizzativo. Perché è lì il problema di fondo. Poi certo, meglio se abbiamo degli ospedali nuovi, noi la città, come sapete, ha un ospedale il più antico dei capoluoghi di provincia d'Italia, non riusciamo a costruire, nemmeno le ordinanze di protezione civile ci hanno consentito di mettere una pietra dopo degli ospedali individuati da Prodi, no? Vi ricordate Prodi? Io penso che le cose non si fanno a salti, quello probabilmente era un meccanismo anche quello pubblicitario sbagliato, perché non si possono costruire con i meccanismi della protezione civile di allora gli ospedali, ma nemmeno i tempi biblici che ci mettiamo noi, queste diatribe incredibili che ci sono tra i vari personaggi, non riusciamo ad avere una capacità aggregativa su problematiche indispensabili, ma ripeto, è assolutamente indispensabile però che noi risolviamo le problematiche organizzative che si possono fare a investimento, no, che addirittura ci fanno recuperare risorse. Io invece vedo che queste risorse non vengono recuperate, ma addirittura si perdono. Ma la sanità, così con la sua come dire, articolazione provinciale in Calabria, dialoga insomma tra le organizzazioni, dialogano l'una con l'altra, Cosenza dialoga con Catanzaro dialoga con Reggio con Vibo. Ma guardate, non andrei tanto a fare, sì, ma non andrei tanto a trovare campanilismi stupidi. No, non è il campanilismo, no, nell'organizzazione, no, siccome parla di organizzazione, l'organizzazione è avere una visione complessiva. Devo dire che da questo punto di vista, rispetto a 15-20 anni fa, le difficoltà così terribili ci hanno unificato come regione. Io devo dire che alla fine ci hanno unificato, mentre prima effettivamente, tuttora per la verità, alcune realtà per esempio, per quanto si era legati sempre al suo posto di primario, per cui è evidente che questo era la soluzione di tutti i problemi e quindi come tale alcune realtà della Calabria, in particolare quella di Catanzaro, aveva moltissime unità operative complesse, quindi c'era la possibilità. C'è da impazzire, unità complesse e semplici, non si riesce. Però adesso la restrizione e la situazione di difficoltà economiche di fatto ci ha unito da questo punto di vista, ci sono minori difficoltà a trovare una sintesi, ci vuole una capacità di governo che non vedo che venga espressa, e questo è il dato. Ha detto poco. Ha detto... questo è il dato. Ok, allora dobbiamo chiudere. Dovremmo cercare prendendo un problema alla volta, affrontarlo. Io ho detto alcune cose, andiamo a fare la verifica degli assunti anno per anno, se dopo un anno dall'assunzione si trovano nel posto dove sono stati assunti. Cominciamo da lì. Cosa semplice, andiamo a vedere quello, poi andiamo a fare il discorso, quindi non è che ci vuole chissà che cosa, e se li mantieni nel posto, hai bisogno di altro personale, sì che te lo do, ma voglio verificare quello che hai fatto. Scura ripete spesso questa necessità di... ma non credo che poi alla fine hai gli strumenti per operare, o voglio operare, o lo fanno operare, io non lo so, io non faccio non do patenti di responsabilità personale, vedo però che i risultati sono questi, perché poi alla fine, attenzione, questa situazione poi nelle realtà difficili in cui si vive negli ospedali, cosa comporta? Che quando vedi per esempio un giovane che si imbosca, quello che è di mezza età, e dici ma allora com'è? E allora mi organizzo pure io. Cioè è un meccanismo infernale, credetemi, è un meccanismo infernale, Allora il ragionamento secondo me si deve affrontando una cosa alla volta e veramente tagliando con la politica, invece mi pare che, come vedete, la politica purtroppo c'è dovunque, c'è comunque, e se non si fanno alcune nomine è perché non si decide chi deve gestire questa storia, perché si capisce che dal Dipartimento è un ruolo, il direttore del Dipartimento, che se è veramente autonomo
autonomo e se giudicato solo dai risultati potrebbe creare una rivoluzione vera nella sanità. Vorrei fare a questo punto quasi l'ascoltatore da casa, no? Perché mi si stanno aprendo degli scenari particolari. Quasi facendo, mi permetta, direttore, una domanda al Presidente. Dalla base all'apice, chi li deve fare questi controlli? Io, parlando del mio reparto, noi non siamo pochi, siamo circa 30 persone. Imboscati non ce ne sono, ma certo che no, non ce ne sono intanto per la mole di lavoro, lo so bene, ma anche perché spesso i miei collaboratori mi criticano per questo. Nel mio studio ci sto 10 minuti al giorno, perché il resto del tempo lo passo sul campo. Forse salendo gradino dopo gradino bisognerebbe fare così, cioè bisogna essere, parlo del management e quant'altro, sul campo per andare a cercare negli angoli chi è imboscato. Credo, è una domanda che pongo, un po' provocatoria per la verità. Posso garantire che è una cosa che non ci vuole molto tempo per poi il Presidente certamente, la telefonata, certamente non verrei nel centro trasfusionale nel mio reparto, ma non esiste. Ma come non esiste quasi in nessun reparto ospedaliero che certo, ha il rapporto con l'utenza, diretto con l'utenza vera, quella dell'urgenza. Cioè il pronto soccorso non puoi fare, non ti puoi imboscare, no? Però diventa difficile. E come si fa? No, ci sono le tecniche, ci sono 1000 tecniche. In realtà non creiamo problematiche che non esistono, nel senso che persino il contratto di lavoro favorirebbe quello di evitare questa situazione. Ci sono dei meccanismi premiali, cioè, ci sono dei meccanismi dissuasivi, il problema è che non si vuole fare. Semplicemente non si vuole fare. Presidente, era proprio per stimolare ulteriormente la sua verve. Cioè, io so bene che ci sono degli strumenti. Chi sono i direttori generali? Loro devono controllare. Sicuramente, io perciò prendevo come in considerazione soprattutto un vertice che deve chiedere conto. Noi abbiamo in Italia in generale, per la verità, ma in Calabria in particolare, il termine rendere conto è qualcosa che è quasi inesistente, è quasi visto come un riempire moduli, certo, magari con copia e incolla, e basta. Beh, a me mi piace poco il copia e incolla, mi piace poco il modulo, mi piace poco il riscontro. Io ti ho detto di assumere queste persone perché non l'hai fatto, per esempio, oppure perché l'hai fatto però non li trovo al lavoro, oppure come mai io pago questi stipendi però poi mi chiedi altro personale sullo stesso stipendio. Dov'è il discorso? Allora, è chiaro che questa cosa non la può che non fare il Dipartimento, certo, che deve conoscere le realtà e deve affrontarle in maniera diretta. Io perciò facevo riferimento a Rossi, cioè un vecchio assessore che dopo un paio di mesi aveva capito una serie di cose, non solo questa, ripeto, ce ne sono tantissime altre, addirittura di malaffare, quindi ancora peggio, e l'aveva capita, tant'è vero che è scappato proprio, come diceva il nostro giornalista, perché lui non era veramente legato a niente in Calabria, forse era la prima volta che ci veniva e quindi come tale aveva capito che non c'era quell'appoggio. La politica, se vuole, può fare tanto, deve fare tanto. Io non dico fuori la politica in generale, fuori la politica dal malaffare, da queste cose che dico. La voglio la politica perché deve rafforzare i direttori che sceglie, li deve lasciare autonomi, non li deve telefonare riservatamente. Va bene, io direi che come nel contratto del direttore generale tu non hai il cellulare, ecco, questo dovrebbe essere la prima cosa. Bastasse questo, insomma, sarebbe funzionale, sarebbe molto funzionale. E poi non può ricevere la telefonata dell'amico, quindi è chiaro. Allora, siamo in chiusura perché è appassionante questo tema, ma torneremo su questo fatto degli imboscati o dei furbetti. No. Ma anche sulle problematiche dello sperpero che si fa perdendo le cause. Quello sì, quello è un altro argomento molto, molto interessante. Torneremo nei prossimi giorni, subito dopo le festività natalizie, torneremo su questi due argomenti a battere. Direttore, siamo in chiusura, le lascio la telecamera per un appello, so che siete pronti a fare un'altra raccolta nei prossimi giorni, la vigilia di Natale mi diceva, no? Allora, noi come centro trasfusionale ma anche come sedi del territorio siamo aperti tutti i giorni, dal lunedì al sabato in genere,
dalle 8 di mattina alle 12:30. Chiunque può presentarsi da voi? Assolutamente, che sia in buone condizioni di salute, chiaramente viene sottoposta ad una serie di valutazioni e può essere sottoposta alla donazione dai 18 ai 65 anni. L'anno scorso ci siamo trovati in gravi difficoltà nel periodo natalizio. Quest'anno vogliamo dare un segno importante usando uno slogan che abbiamo coniato noi in reparto: vi aiutiamo a fare un regalo. Quest'anno la vigilia di Natale, che è domenica ed è anche appunto la vigilia di Natale, il centro trasfusionale ha deciso, l'ho deciso io ma l'abbiamo deciso insieme tutti i collaboratori, l'associazione e quant'altro, ad aprire per accogliere questi donatori, per far sì che il momento critico, che è il periodo post-natalizio, sia meno critico. Devo dire che ringrazio il direttore di avermi ospitato anche per fare questo appello. Veramente ci contiamo di raccogliere un numero di unità tali da poter permettere ai pazienti di essere tranquilli, ecco, proprio alla luce di quelle 60, 70, 80 unità che noi trasformiamo al giorno, ricordando che il sangue non si fabbrica, non si compra, il sangue e la buona sanità in questo ambito la fa il donatore, la presenza del donatore o meno. Se noi riusciamo ad avere oggi un numero di donatori adeguato per sopperire alle urgenze, bene, ma col tempo, se riusciremo ad aumentare il numero di donatori, saremo sicuramente in grado di ampliare l'offerta sanitaria. Questo è un target. Grazie direttore, buon lavoro. Grazie. Col Presidente invece torneremo su questi due argomenti perché rimangono centrali, perché al di là di quello che succederà tra il commissario va via, rimane, la struttura è in mano a te, in mano a me, insomma, al di là ci sono poi, al centro ci deve sempre essere il cittadino. Il cittadino è colui il quale usufruisce dei servizi offerti dal sistema sanitario. Io personalmente ritengo che aver consegnato alle regioni il potere di decidere sul sistema sanitario, quindi abbiamo 20 sistemi sanitari in Italia, per me è stato un danno terribile perché da oggi si vede quello che siamo riusciti a combinare in questi anni. Gli ultimi 7 anni di commissariamento poi non ne parliamo proprio. Vabbè, detto questo, ma questo è un altro argomento di oggetto forse di discussione nella campagna elettorale, perché da quello che sento non mi pare sia partita bene questa campagna elettorale. Ho letto molte, lo dico, scusatemi il termine, delle stronzate in giro, delle butade che sono una cosa veramente, ti fanno cadere le braccia. La politica campagna elettorale è fatta di idee, di progetti, di programmi, di cose che riguardano i cittadini, non si parla di lavoro, non si parla di come recuperare postazioni lavorative per i nostri tanti giovani, si parla sempre di questa fuga dei cervelli, ma poi non si mettono in campo le condizioni, non si creano le condizioni per dare un'opportunità a questi giovani, poi ci lamentiamo che se ne vanno tutti, è chiaro, però poi sempre ma la statistica, indagini, ho capito, ma noi che cosa facciamo? Quali strumenti mettiamo in campo? Al momento attuale solo parole e basta, nient'altro. Ci vediamo giovedì, arrivederci.